Stiamo andando a Padova. Abbiamo finalmente parcheggiato la macchina. ha trovato tutte le macchine pittate vicine, pittate, non c'era più posto. Questa è la famosa chiesa. Degli ermitani. E i più scaltri, i più furbi, noteranno che manca un segno zodiacale. Un angelo. Lei mi chiede perché la lupa, no? Capitolina. E qui c'è il famoso crocifisso di Donatello. Mai visto il santo? Una chiesa fantastica, meravigliosa. E adesso andiamo a Prato della Valle. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo viaggio. Spero vi siate divertiti. Iscrivervi al nostro canale. Quindi vi aspettiamo domenica alle 13:30 su YouTube. ciao! Amici followers, Ma soprattutto amici. amici. Ma che bello. Ma come ti viene in mente questa cosa? Anche oggi un nuovo viaggio, una nuova avventura. Un nuovo circolo vizioso. Stiamo andando a Padova. Un giro abbastanza veloce. Sì, fugaci. È un po' tardi. Poi è Lui freddo, lavora, io lavoro, io ho 3.000 dipendenti su di me. Andiamo a vedere un po' così. Monumenti, sì, per fuori. Palazzo Della Ragione. Hai ragione. Palazzo di Hai ragione. Palazzo della Valle con le erbe. Insomma, andremo a vedere un po' di posticini. Ricordiamo sempre Di iscriversi al canale, che a noi è una cosa molto importante, perché a voi non cambia niente, ma a noi basta che vi iscriviate e ci serve, ci dà importanza. piace. Poi i suggerimenti anche, o miglioramenti, noi siamo disposti ad ascoltare, giusto? Ci ha sorpassato un camion in doppia linea continua con una macchina che sta rientrando. Grande, number one, ok. A dopo! abbiamo finalmente parcheggiato la macchina. Abbiamo avuto una gran botta di culo, siamo arrivati su questo viale, anzi vieni di qua che si inquadra meglio, tutto il vialone, vedete, pieno di macchine, sia di qua che di qua, e inquadra anche di là, ho trovato tutte le macchine pittate vicine, pittate, non c'era più posto. E il mio socio, imprecando, era appena arrivato, è andato via, abbiamo trovato l'unico posto libero, quindi siamo vicino al selvatico. Esatto, vicino a quello che Ex dice il mio istituto socio. d'arte, sì, adesso è liceo artistico. Esatto, noi stiamo camminando in riva a questo fiume che è il Brenta, Che brenta. no? Hai cambiato? No. Stiamo camminando e ci stiamo dirigendo verso il centro. Esatto. Questa era la tua scuola. Esatto. Ma ragazzi, non è che hanno buttato giù tutto, eh. Lui proprio andava a scuola qua. Spettacolosa, questa è la famosa chiesa. Degli ermitani. Mi hai tolto le parole di bocca, degli ermitani, bellissimo. Come si fa a dire che non sono un angelo? Un angelo.
abbiamo visto Piazza delle Erbe. Abbiamo visto il prato della Piazza delle Erbe. Adiacente c'è la Piazza dei Signori, dove c'è un orologio molto molto antico, e i più scaltri, i più furbi, i più intelligenti noteranno che manca un segno zodiacale. Voi direte perché? Perché questo orologio era stato costruito nell'epoca pre-romana, quando mancava appunto questo segno zodiacale, che è il... Segno della bilancia. Sappiamo tutto. Allora, dopo il mio socio con grandi effetti speciali vi farà vedere che manca un gemello. Vedete? C'è un gemello solo. Quella, anche se era stato costruito in epoca pre-romana, dava il preludio al famoso uccisione di Romolo e Remo. Lei mi chiede perché la lupa, no? Capitolina. La lupa che è data a Romolo e Remo è una raffigurazione, ma in realtà la lupa era una puttana, era una mignottona che ha tirato su Romolo e Remo. Però non potendo raffigurarla come una mignottona, l'hanno raffigurata nella mitologia come una lupa che aveva raccolto questi due orfanelli, ma in realtà i due orfanelli erano stati raccolti da un buio. Abbiamo visitato una chiesa, ha una particolarità che è una chiesa lunga, molto lunga, e si entra di lato, non ci sono altre entrate. Ed è la famosa chiesa Di Santa Maria. di Santa Maria. Dopo il mio socio vi metterà in descrizione che santo è. E qui c'è il famoso crocifisso di Donatello, che non è uno delle tartarughe ninja, ma è un famoso scultore dell'epoca più o meno, che 1700, No, meno. un po' meno però, fra del 1500... Ci siamo. 1547, lui faceva delle belle sculture proprio. Lì in fondo c'è l'osservatorio. Astronomico. Sì, antico, e da lì osservavano le stelle e infatti ne hanno trovate Tante. milioni di milioni.
Cosa dire del santo? Amici, ma soprattutto Amici? una roba grande. Mai visto il santo? Perché è la prima Io. volta che vengo al santo, il socio mi ha portato. Una chiesa fantastica, meravigliosa. Penso una delle più belle, no, che abbiamo visto. Molto bella. Se andate a vedere i nostri viaggi, ne abbiamo fatte di chiese, di imposti, ma questa è veramente una delle chiese più belle in assoluto. Ci sono anche le reliquie, c'è anche il reliquio del santo. Esatto. Sant'Antonio, abbiamo messo anche. L'ho messo la mano ed è un miracolo. A te ti serve dopo l'altro anno Ci- tutto quello che ti è successo. Ci vorrebbe un grande miracolo, ma un'esperienza bellissima. La chiesa merita di visitarla anche con un po' più calma, perché noi abbiamo Sì, fatto una toccata e infatti fuga. oggi sì, abbiamo fatto un po' Padova, visto un po' in velocità. Una cosa che vi chiediamo gentilmente, se potete, quando andate a vedere i nostri video, magari anche presi da Instagram, eccetera, quando entrate sul canale YouTube nostro, invece di solo vedere il video, iscrivetevi al canale. Non vi costa niente, una cortesia che vi Sì, chiediamo. sì, Ecco, immensamente piacere e ci serve anche per poter andare avanti e pubblicare i nostri video. Tutto qua. Grazie. Anzi, abbiamo fatto la nostra pausa meridiana. Pomeridiana con un buon tè, Sì. un buon americano, perché noi siamo normali, ma le mogli sono alcolizzate. Infatti. Noi siamo quelli normali, loro sono pazzi. Dove siamo andati, Pepo? Al vicolo, Bar Vicolo, che è a 2 passi proprio, Prato della Valle. E Sì. adesso andiamo a Prato della Valle, poi torniamo indietro. Che ormai è quasi Torniamo buio, alla vedi? luce. Torniamo indietro. Questo qua ci insegue, questo signore qua, glielo presento. Vieni che te presentiamo, no? Nicole Drio, non viene Nicole Drio. Ciao Dario. Questo signore qua, Nicole Drio di domenica, perché ci corre sempre dietro. Se no, forse sono degli stalker. Di storia, lei cosa ci fa vedere? La roba da mangiare. A noi non interessa. Dammi il numero. Buono. Dammi il numero. Aspetta. Ci siamo fermati in maniera così fuggitiva. Siamo vicino a Ponte San Nicolò, ristorante, pizzeria, che non è così, no? Monte Napoleone. Monte Napoleone. Adesso arriveranno le pizze e poi vi faremo come al solito la nostra recensione per vedere se abbiamo mangiato bene, male, se abbiamo pagato molto poco. Eccoli qua. Socio? Sì, Guarda, non anticipiamo niente per dopo. Una pizza favolosa. Noi abbiamo preso una pizza in teglia, che era alta così. Favolosa. No, sì, abbiamo anticipato intanto. Pizzettino. Adesso ve lo diciamo fuori. Amici e soprattutto Amici. pizza buonissima. Buonissima, come Guarda. ho anticipato prima. Io ho mangiato una pizza in tegamino, Sì. una bufala. Io ho mangiato anch'io la pizza al tegamino. Cosa?
con pomodorini E poi? e prosciutto San Daniele e mozzarella, senza la roba, rucola, tutta sì, roba. senza la rucola. Le donne, Le donne le cosa? zavorrine, Cosa? hanno mangiato 2 pizze anche loro. Sì, tradizionali. Esatto. La mia zavorina ha secondo me deve preso essere la teresina. una mediterranea. Sì. Non chiedeteci cosa c'era dentro, ma era buona. Invece la tua ha preso Una cavallina. mondo. Una cavallina. C'era di tutto di più dentro quella pizza, non stiamo a elencarla. Però se volete venire a mangiare qua, venite. Perché... Si chiama locale? Sì, Ecco, quello. venite. Perché Molto non buono. mi ricordo più se era il mattone. Insomma, che vedo queste luci. Ci stanno tagliando, sono tutti i nostri fans che ci stanno Sì. lasciando. Questa qua magari la tagli. È sempre con questa luce? Sì. Cosa diciamo? Che siamo arrivati ormai alla fine di Allora, questo viaggio? illuminati di Menso, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo viaggio, spero vi siate divertiti. Come noi. E noi ci divertiamo sempre e per farvi divertire e per divertirci basta iscrivervi al nostro canale. Quindi vi aspettiamo domenica alle 13:30 su YouTube. ciao! Sì, io so pizza, io ho preso ora? la... Che pizza avete preso? Io ho una bufala sulla, cosa si chiama, sul tegamino.